Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Aumenta inesorabilmente la platea degli utenti che beneficiano del bonus bollette per disagio economico e di conseguenza si impegnano le richieste d'assistenza da parte di chi non l'ha ricevuto, pur avendone, almeno sulla carta, i requisiti. La tendenza è confermata dall'Adico, che sta ricevendo innumerevoli segnalazioni in relazione a questo problema con una media di 4 a settimana, a partire da metà del 2022. I dati relativi al bonus sociale sono lo specchio della difficile situazione in cui versano molte famiglie anche nel veneziano, spiega Carlo Garoffolini, presidente dell'Adico. Non stiamo parlando di casi isolati, ma di diversi utenti quali richiedono il nostro intervento. Ci auguriamo che queste situazioni vengano sistemate perché di questi tempi il bonus sulle bollette risulta fondamentale. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro in unità di crisi della regione ed è stata confermata la riapertura di Trevu Sigma per fine settembre 2023, dopo l'incendio del 15 maggio 2020. Per noi è una splendida notizia, spiegano Giuseppe Callegaro, segretario generale di FEMCA CISL Venezia, e Francesco Coco, componente di segreteria della stessa categoria, perché finalmente le famiglie del territorio potranno festeggiare l'inizio di una nuova era. Non possiamo che essere soddisfatti di sapere come Porto Marghera, spiega il segretario di CISL Venezia Michele Zanocco, si riprenda un pezzo importante per la produzione della chimica di base. I vigili del fuoco ieri pomeriggio hanno provveduto al salvataggio di 2 bovini. L'intervento è stato eseguito a Santa Maria di Sala all'interno di un'azienda agricola. Gli animali hanno sfondato il grigliato e sono finiti nella vasca di recupero dei liquami. Si è trattato di un intervento difficile in quanto per recuperare i 2 animali si è provveduto prima ad aspirare gran parte dei liquami e poi con l'intervento anche di un macchinario del reparto USAR, vale a dire l'Urban Search and Rescue dei vigili del fuoco, a togliere il derigliato e successivamente 2 operatori sono entrati nella vasca, hanno imbragato gli animali che sono stati sollevati con uno speciale trasportatore che viene utilizzato dagli operatori USAR. E i carabinieri di Meulo hanno rintracciato e notificato a una 48enne peruviana di fatto domiciliata nell'Altinate, gravata da pregiudizi penali e di polizia, un ordine di esecuzione per l'espiazione di una pena detentiva. Alla donna, individuata presso il proprio domicilio, è stato notificato il provvedimento detentivo emesso il 4 luglio 2023 dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, a seguito di una condanna divenuta definitiva per la pena della durata di 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentata rapina aggravata in concorso commessa a Montecatini Terme nel maggio del 2010. Al termine dell'iter giudiziario e dopo le formalità di rito è stata quindi tradotta presso la casa di reclusione femminile della Giudecca per l'espiazione della pena detentiva. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.